Sì, sono uscita a passeggio finalmente da quando sono a casa. Beh, alla fine, se andiamo a vedere tutto, non è neanche una settimana che sono a casa, quindi, ma pioveva sempre e oggi, che è sabato, sono riuscita ad uscire tardi. Ci sono delle nuvole da pioggia lì allucinanti. Spero di riuscire ad arrivare a casa in tempo prima della pioggia. Comunque sono riuscita a uscire e niente, sono arrivata fino a San Vito Centro, ma con molta calma, perché non sono per niente allenata. Infatti ho un po' di male alle gambe e sto andando piano, sì. Per arrivare fino a San Vito Centro ci ho messo esattamente 42 minuti rispetto ai 35-32 che facevo. Ci ho messo un po' di tempo in più, però sinceramente basta fare un po' di attività. Non devo fare maratone, mi sarebbe piaciuto fare la mezza maratona, perché a Jesolo la fanno proprio questo weekend, la fanno ogni anno, solo che l'avrei potuta fare se mi fossi allenata anche in questi 2 mesi che invece non ho fatto più niente, no? E se avessi continuato ad andare a camminare un pochino, a correre, perché avevo iniziato a provare a correre, forse l'avrei potuta anche fare, partecipare, cioè vincere no assolutamente, ma partecipare l'avrei potuto fare, ma niente. Niente, bisogna essere allenati, purtroppo io non sono proprio in grado. Vabbè, adesso vado verso casa, è tutto un cantare. Vado verso casa e per fortuna c'è poca gente, passeggio, non c'è tanto movimento, ma perché siamo comunque ancora fuori stagione, cioè c'è turismo ma non chissà quanto, quindi va bene così assolutamente. Quando c'è troppo turismo non si vive qua, come in tutti i posti turistici che ci sono al mondo, diventa difficile fare qualsiasi cosa. Vabbè, vado dai, prima che mi piova addosso, e non ho ombrelli, non ho niente, e fa caldo ma fa anche freddo allo stesso tempo. Il sole scalda molto vista la stagione, ma c'è sempre sto vento che non aiuta. No, io ho anche la giacca, infatti ce l'ho qua attaccata alla vita, perché ero partita con la giacca, poi l'avevo dovuta togliere, c'era troppo caldo. Ma adesso c'è quest'aria qui che sinceramente calda non è. Comunque sono contenta di essere uscita di casa, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Che sia la volta buona per riprendere le mie camminate, non lo so, però ce l'ho fatta. A casa ci ho messo un po', 1 ora e 41. Insomma, ho fatto quasi 10 km, 9,98, non mi ricordo, quasi 10 km insomma. Comunque ci ho messo un po' tanto rispetto a una volta. Allora, ho controllato, praticamente l'ultima volta che ero andata a camminare e avevo fatto 14 km era il 1° aprile. Quindi è dal 1° aprile, cioè dal 1° aprile sono andata oggi, che per me è il 24 maggio. 24, 25. Sì, 24 maggio. Cioè, ne è passato di tempo, non sono passati 2 mesi, ma insomma, ne è passato di tempo. Quindi, è stato un po' così. Diciamo che è stato giusto un riscaldamento, no? Chiamiamolo così, un riscaldamento. E basta, adesso effetti speciali. Disinfettante. L'unghia del piede sta cercando di guarire e diciamo che adesso ho circa 2 mm di unghia nuova, sana, per intenderci sana, sta pian piano guarendo, ma ci vuole tanto tempo. Le unghie sono una roba, cioè veramente sono eterne a sistemarsi. Comunque sta guarendo con la cura che sto facendo, quindi dai, con calma si sistema anche quell'unghia là maledetta, che poi è brutta da vedere, non posso metterci smalto, non posso mettere niente, però per fortuna si sta sistemando con calma. Bene, allora io
Questo veleno per ragni, insetticida ragni e ragnatele, non serve assolutamente a niente. Io l'avevo spruzzato tutto qua, su questi muri. È pieno, ma vi dico pieno di ragnatele e lì c'è anche un ragno. Ecco, quindi non serve assolutamente a niente. Cosa c'è? Papà, cioè io sono mancata quanto? Un'ora e 40. Ho detto lascio aperto il bagno, tanto cosa vuoi che facciano in bagno? Ecco, cosa vuoi che facciano in bagno? Chi è stato? Il tappeto, vero? È stata colpa del tappeto. Vero, ti ha fatto i dispetti e quindi sì, ti ha attaccato. Tu dovevi difenderti, no? Esatto, ma io so che è lui che fa questi lavori. Per quello non dico niente a Pippo, perché so che è Pepe a fare queste cose qua. Per fortuna, prima di andare via, non avevo pulito casa. Infatti lì c'è del pelo. Vero? Per fortuna, perché ho detto tanto quando torno avranno fatto disastri, infatti. Vero? Sabbietta in giro. Sì, matti. Ciao. Hai dormito? Hai fatto un bel pisolo, eh? Sì. Tempo che mi sono fatta la doccia hai fatto un bel pisolino. Vero? Esatto. Qua è tutto da pulire di nuovo, l'avevo appena pulito, ma... Sti gatti perdono un casino di pelo. Comunque, sì, il cielo è... Cioè, adesso non c'è il sole perché è mezzo nuvoloso e mezzo no. Vabbè. Cioè, ve l'avevo detto che avevo preso anche 2 gocce d'acqua. No, forse no, non ve l'avevo neanche detto. Mi ero anche presa 2 gocce d'acqua perché pioveva, cioè c'era pioggia portata dall'aria, gocce d'acqua portate dall'aria. Ecco, quindi per fortuna non ha piovuto. Mamma mia. Adesso io faccio una roba già pronta perché non ho voglia di stare a cucinare oggi. Non ho per niente voglia. Stavo guardando le bollette, scadono il 29 di maggio 2 e una invece il 16 giugno. Cavolo, io ero convinta scadessero tutte a giugno, invece no. Ci sono 2 bollette che scadranno la prossima settimana. Che palle. Beh, quella più alta, più costosa l'ho pagata, quindi non ho problemi. Come mi piacciono i capelli gonfi qua, che adesso non sono tanto gonfi, ma mi piace, non so, mi stanno bene secondo me. Capelli un po' più gonfi sopra, come si usava una volta. Cioè, col mio viso stanno bene un po' gonfi qua sopra, io invece naturalmente ce li ho molto lisci e piatti. Invece così, con un po' di... sto molto meglio secondo me. Pepe, ti apro un po', anche se non fa caldo, ma... non fa caldo, ho la felpa grossa. Mentre stamattina avevo la felpina, quella leggera leggera, adesso sono 16 gradi. Sì, non c'è tutto sto caldo. Va bene, comunque, ho visto che gli uccellini hanno iniziato a mangiare le pappe che gli ho messo. Quei furbetti, quei furbetti. Va bene, preparo la pappa, che così quando è pronta poi può rimanere là, la scaldo dopo quando arriva a Franza e mangiamo insieme. E mi metto a editare un po' di video. Ho editato video fino ad adesso. Oh, sarò stata un'oretta, forse anche di più di un'oretta. Comunque, ciao, buongiorno. Che bel miccio, si è svegliato. Lui ha detto che ha freddo e se ne sta in quella cuccia, nella cuccia grossa. Vero G? Guarda che bello nella cuccia grossa. Ah, che bello nella cuccia grossa. No, 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 in braccio. No, 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 no. Torna nella cuccia grossa, dai. Vai nella... No, no, vai nella cuccia grossa. Credimi, vai nella cuccia grossa. No, metà e metà. Dai, ma Pepe. Vai nella cuccia grossa, così, così. E dai, giù. Qua nella cuccia grossa, così. Là. Ecco. Sistemato. Adesso esporto i video, praticamente passerò l'intero pomeriggio a esportare video, perché è un processo che richiede tanto tempo. Poi dipende dai tipi di video, ma in genere richiede tanto tempo, quindi metto il telefono sotto carica e basta, me lo devo dimenticare per un po' di tempo.
e poi vi carico tutto. E questo video chissà quando uscirà, ma a giugno inoltrato, forse anche metà giugno. No, a metà giugno non credo. Adesso mi devo scrivere un attimo la programmazione perché mi sono un po' persa, no, non ho più scritto niente.